Castello di Godego, Lucia ancora in osservazione in ospedale dopo il malore, indagini a 360 gradi dei carabinieri, decine le persone già sentite e controllate in stazione nei luoghi di aggregazione della Castellana. La cantante Alessia Toffoli aggredita durante un'esibizione, l'annuncio del padre, presidente del circolo di Fratelli d'Italia Vittorio Veneto, ma la ragazza dal pronto soccorso smentisce, è stata solo una caduta accidentale. Travolge un ciclista nella notte e scappa, l'uomo riesce ad arrivare all'Odissea a chiedere aiuto, portato in pronto soccorso i militari sulle tracce del pirata della strada, l'appello a costituirsi del sindaco. In mattinata le acque del Natisone restituiscono i corpi di Bianca e Patrizia, terminato il loro riconoscimento, si cerca ancora Christian e sono ore di apprensione, la zona transennata per tenere lontani i curiosi. Boom di casi di pertosse in Europa, ricoveri aumentati dell'800%, parla il medico del servizio igiene e sanità pubblica, diversi bambini non vaccinati. 2 giugno, festa della Repubblica, cita Dante, il sindaco Mario Conte durante la cerimonia, la conoscenza non esclude ma anzi esalta i valori che questo giorno rappresenta, libertà, uguaglianza e pace. Ennesimo atto di vandalismo al centro culturale Due Mulini di Castelfranco, il parco giochi inclusivo da anni oggetto di scempi alle strutture, i volontari stremati chiedono più telecamere, risponde il sindaco, interverremo. Il telegiornale di Treviso, buonasera, ben ritrovati, buona festa della Repubblica a tutti voi. Partiamo con gli aggiornamenti alla rapina, alla coppia dei 2 anziani di Castello di Godego. Sono in pieno svolgimento e a tutto campo le indagini da parte del comando provinciale dei Carabinieri di Castelfranco e Treviso. Nelle ultime ore sono state svariate decine di soggetti controllati dai militari dell'Arma, soprattutto nei pressi delle stazioni. Io ho visto i 2 ragazzi scappare e poi i signori agitati, erano giovani, uno più grande e uno più piccolo, uno con la barba e uno senza, ma non italiani, no, cosa che sconvolge un po'. La barba lunga e la carnagione scura si stanno concentrando su questi pochi dettagli riferiti dai testimoni, però in maniera molto chiara le indagini dei carabinieri di Castelfranco e di Treviso sulla rapina in casa perpetrata a Castello di Godego ai danni dei 2 anziani. È confermata la dinamica che depone per un furto degenerato in rapina. I 2 malviventi non si aspettavano di trovare nessuno nella villetta di via Marconi. Al setaccio ora i sistemi di videosorveglianza della zona, così come i luoghi di maggiore aggregazione della Castellana. Accurati accertamenti tecnici saranno svolti sul coltello utilizzato per minacciare gli anziani e abbandonato poi dai malviventi che sono fuggiti a piedi. Intanto le condizioni dell'anziana donna rapinata della Collanina restano stabili, è ancora ricoverata in ospedale dopo essere stata colta da un malore, prosegue la sua degenza, è monitorata ma non è in pericolo di vita. Il malore, secondo una prima ricostruzione, sarebbe occorso quando la donna, i 2 hanno tentato di portare via oltre alla collanina al collo anche la fede, da qui la reazione. Il corpo non ha retto, un colpo troppo forte che ha indotto alla fuga i 2 malviventi, consentendo al marito Guido Cavallin di chiedere aiuto. In queste ore proseguono i controlli da parte dei militari per dare un nome e un volto ai 2 malfattori. Sono decine le persone già controllate dai militari dell'Arma, soprattutto nei pressi delle stazioni ferroviarie. Intanto è caccia al pirata della strada che ha travolto la scorsa notte un 47enne che era in sella alla sua bicicletta nei pressi della discoteca Odissea di Spresiano. Arriva anche l'appello a costituirsi del sindaco Marco Della Pietra. Travolto da un'auto mentre percorre in bicicletta via Tiepolo, è notte fonda, è accaduto la scorsa notte nei pressi della discoteca Odissea di Spresiano. La vittima è un 47enne di Volpago del Montello, viene investito da un'auto che non si ferma a prestare soccorso. Subito la chiamata al 118 e l'ambulanza dall'Odissea lo porta in pronto soccorso. Le ferite sono guaribili ma al nosocomio trevigiano arrivano anche i carabinieri di Treviso che raccolgono la testimonianza dell'uomo. Fondamentale per rintracciare il pirata della strada potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, immagini che sono già state acquisite dai militari. Immediata poi è arrivata alla vittima la solidarietà del primo cittadino di Spresiano, Marco Della Pietra, che ha diffuso contestualmente un messaggio per invitare il pirata della strada a costituirsi. Da quanto riferito c'è stata sicuramente un'omissione di soccorso. I carabinieri stanno indagando e stanno setacciando le telecamere della zona, per cui l'invito è all'automobilista che si è reso protagonista di questo gesto a farsi avanti autonomamente, onde evitare anche strascichi ancora più gravi di quelli che già sono.
E a darsi alla fuga, sempre la scorsa notte, anche l'automobilista che a Treviso, in via Bibano, ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere con la sua Fiat Punto contro il muro della recinzione di un complesso abitativo, andando a danneggiare i contatori del gas e provocandone la fuoriuscita. Il conducente dell'autovettura, dopo l'impatto, si è allontanato prima dell'arrivo dei carabinieri e del personale dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area, attivando i tecnici della società di erogazione del gas. Accertamenti in corso da parte dei militari dell'Arma finalizzati a rintracciare l'automobilista. Siamo a Vittorio Veneto. Mia figlia è stata aggredita e strattonata. L'annuncio di Thomas Toffoli, presidente del Circolo di Fratelli d'Italia di Vittorio Veneto, ma la figlia, che abbiamo contattato dall'ospedale, smentisce tutto. Assolutamente no. Dal panico generale, insomma, anche di mio papà, che ha chiesto di venirmi a prendere poi la sera, la notizia è stata un po', tra virgolette, ingigantita, ma capisco benissimo, insomma, la preoccupazione di un genitore che la sera si ritrova, insomma, a dover andare a prendere la figlia a un matrimonio. È Alessia Toffoli, nota cantante di Vittorio Veneto, a parlare direttamente dal pronto soccorso dove si trova in questo momento per accertamenti, dopo l'episodio che l'ha vista protagonista ieri sera durante una festa di matrimonio a Gorgo al Monticano, dove insieme a dei colleghi musicisti si stava esibendo. Di fatto smentisce le dichiarazioni del padre Thomas Toffoli, presidente del Circolo di Fratelli d'Italia di Vittorio Veneto, che in mattinata aveva diffuso una nota parlando di una nuova violenza nei confronti di una donna, nello specifico di sua figlia, violenza che però pare non si sia mai verificata. Questo ragazzo, che appunto era allegro, come tutta la situazione, insomma, che c'era all'interno del matrimonio, giustamente non ha avuto un contesto di felicità, ha cercato, insomma, di portarmi a ballare, però ha perso l'equilibrio e cadendo poi ha fatto cadere anche me. Non è stata assolutamente una cosa voluta, non è stata un'aggressione, semplicemente appunto sbadataggine, che poi appunto dopo questo ragazzo mi ha prontamente chiesto scusa. Insomma, un tentativo maldestro di farla ballare. Alessia, nonostante il dolore, poi ha continuato ad esibirsi. Sono andata comunque a cercare, insomma, di mettere un po' di ghiaccio sulla parte interessata. La villa, assolutamente tutto il personale, anche gli sposi, tutti gli invitati, sono subito preoccupati e premurati di portarmi del ghiaccio, di preoccuparsi, insomma, con me stessi, ma io non volevo dare nell'occhio, poi ho continuato comunque a rimanere lì. Questa mattina è tornata al pronto soccorso per accertamenti, da cui è stata raggiunta dalla nostra telefonata. Ecco il comunicato diffuso dal padre, in cui afferma di aver ricevuto una telefonata dalla figlia che denunciava l'aggressione, parole che la figlia ha tenuto a smentire. Roberto Guidolin, leader della band citato nel comunicato stampa, ha a sua volta pubblicato una videotestimonianza. Ero anch'io alla festa ieri sera a Villa Revedin e ribadisco quanto detto da Alessia Toffoli, perché l'ho visto con i miei occhi. Alessia e questa persona che l'ha strattonata, presa per un braccio, sono caduti rovinosamente a terra in seguito a momenti di ballo, di euforia, e pertanto non è stata un'aggressione. Ribadisco, non è successo nulla che si possa definire come aggressione ieri sera. Andiamo a Roma. C'era anche il trevigiano originario di Soligo, Davide Nadai, tra i componenti del gruppo paralimpico della difesa, che sabato pomeriggio ha sventato una rapina alla metro a Roma. Insieme a lui anche il luogotenente Massimiliano Riccio e il vice brigadiere Raffaele Luca. Nella capitale, per le celebrazioni del 2 giugno, dopo essere stati informati dagli addetti alla sicurezza della metropolitana della presenza di 5 persone in attività sospetta di borseggio, hanno agito in soccorso dei 2 turisti e grazie al loro aiuto i borseggiatori sono stati bloccati nonostante cercassero di darsi alla fuga, poi denunciati per truffa aggravata. Eccolo Davide, lo avete visto nelle immagini, è la dimostrazione che in uniforme, in tuta ginica o con un handicap si è carabinieri tutta la vita, è il commento del tenente colonnello Gianfranco Paglia. Siamo ora in provincia di Udine. È stata una domenica di tristezza sul fiume Natisone, all'interno del quale sono stati ritrovati i corpi senza vita delle 2 ragazze, Patrizia Cormos e Bianca Doros, riconosciuti poi dalle famiglie. All'obitorio continuano invece le ricerche del terzo ragazzo, Christian Casian Molnar. Primo l'abbiamo trovato noi vigili del fuoco con l'imbarcazione in dotazione percorrendo appunto il fiume Natisone. Il secondo è stato individuato dai volontari della protezione civile e poi è stato recuperato dai vigili del fuoco.
Il tantam della notizia e il passaparola porta presto a vedere svanire in maniera cruda le speranze sul ritrovamento dei ragazzi travolti dal Natisone venerdì 31 maggio poco dopo le 13:30, perché manca poco alle 12 di domenica 2 giugno, quando i vigili del fuoco, sempre strenuamente al lavoro giorno e notte, diffondono la comunicazione del ritrovamento di 2 corpi senza vita. Sono quelli di Patrizia Cormos, 20enne di Campoformido, e Bianca Doros, 23enne di origini rumene, domiciliata, così come la famiglia a Udine, con le salme ritrovate a circa 1 chilometro scarso da Ponte Romano. È una mazzata fortissima per una comunità, anzi per una regione, forse per tutta Italia, che aspettava notizie positive e che invece realizza come quell'abbraccio immortalato da uno smartphone sia stato l'ultimo da parte dei ragazzi. Patrizia e Bianca sono state ritrovate, una dal natante dei Vigili del Fuoco, l'altra segnalata da alcuni volontari della Protezione Civile prima del recuperamento della salma da parte degli stessi Vigili del Fuoco. Un ritrovamento che è la conferma degli oscuri presagi nati quando era stato recuperato il cellulare di Patrizia e che svuota un'intera comunità, perché è impossibile non provare empatia a pensare a queste giovanissime vite spezzate. Un evento così tragico che nonostante tutto scatena anche alcuni leoni da tastiera che non riescono a trovare nemmeno il rispetto del lutto. E l'unica notizia vera da dare era questa, solo che non si può dare, non si vuole dare questa notizia, si vuole dare una speranza alle persone, perché dietro ci sono delle mamme e dei papà che aspettano i figli. Scusate, è una perdita incredibile che lascia, come dicevo prima, lascia la morte nel cuore. Piange una comunità intera travolta dalla terribile notizia. L'Accademia delle Belle Arti lo fa, laddove Patrizia ha svolto quell'ultimo test prima di concedersi una giornata libera, di svago che si è rivelata invece essere quella in cui la sua giovane vita si è spenta, perché restare uniti, abbracciati, non è bastato. C'è già chi pensa a una statua di quell'abbraccio simbolico, a ricordare le vittime, a sensibilizzare per il futuro sul ciglio di un fiume tanto bello quanto insidioso. Nel turbine di emozioni ci sono anche le famiglie spezzate, distrutte, dopo ore intense di attesa, angoscia, smarrimento, che sono costrette a subire la brutalità di una notizia, di una figlia che non c'è più, a cui si unisce la difficoltà di un momento ancora più tragico come quello del riconoscimento delle salme una volta ricomposte all'obitorio di Premariacco. Che in questo momento è stato dato il via libera da parte del magistrato affinché i familiari, le salme sono state ricomposte, le salme delle 2 ragazze sono state ricomposte, e proprio mentre vi stiamo parlando in diretta i familiari sono giunti presso la cella mortuaria del cimitero di Premariacco, dove sta in questo istante avvenendo il riconoscimento delle 2 salme. Un dolore fortissimo, immenso, che pervade l'atmosfera e fa anche tornare a incupire il cielo dopo il bel tempo che aveva mostrato la faccia bellissima, affascinante del Natisone, mentre l'impagabile squadra dei soccorsi continua il suo lavoro alla ricerca di Christian Kasian Molnar, il terzo ragazzo ancora disperso, con quella fiammella, ormai forse lumicino, di speranza che non vuole spegnersi, anche se il realismo detta parole diverse. Le ricerche continueranno fino a che anche la famiglia di Christian potrà ricevere la sua verità. Il maltempo ora che si è abbattuto sulla Marca, il momento più difficile qual è stato? Quello con la Piena e con Asolo e Castelfranco che hanno rischiato di andare sotto. Sono le parole del coordinatore della Protezione Civile di Treviso, che torna anche a chiedere davvero ai cittadini di prestare attenzione ai momenti in cui la loro vita è in pericolo. Li ascoltiamo. Il momento in cui Castelfranco stava per andare sotto e Asolo stava per andare sotto. In quel momento erano circa le mezzogiorno meno 10, è stato un momento di crisi perché i vigili del fuoco di qua, noi di là. Io ho dovuto mandare 3 squadre delle mie in supporto a Castelfranco, dove abbiamo dovuto fare un bypass tra le mura del castello e la Venale dall'altra parte per buttare via l'acqua, perché sennò sarebbe stato il problema che Castelfranco andava completamente in laguna un'altra volta. La doppia emergenza Asolo e Castelfranco sono i giorni in cui la Marca trevigiana è flagellata dal maltempo. A parlare Riccardo Mastronicola, coordinatore della Protezione Civile di Treviso, punta di diamante del centro di coordinamento dei soccorsi, poche ore di sonno a notte per gestire l'emergenza insieme ai vigili del fuoco. Da 15 maggio al 27 di maggio complessivamente nella regione Veneto, quindi in tutte le province interessate, c'è stato il coinvolgimento di 6.594 volontari. Questa era emergenza numero 40, no? Ecco. E la provincia di Treviso
in quelle 2 settimane abbiamo avuto il coinvolgimento di circa 500 volontari, perché bisogna tenere conto poi che sono giorni lavorativi e quindi le persone devono potersi allontanare dal lavoro, con una 31 associazioni coinvolte direttamente. Il ringraziamento per il lavoro instancabile dei volontari tra CCS e COC di Castelfranco. Il Consiglio provinciale di Treviso ha deliberato ora la costituzione del gruppo provinciale che dovrà dotarsi di uno statuto alla pari delle altre province del Veneto. Continua intanto il reclutamento del gruppo di nuove leve, sono diversi e a diversi livelli i corsi di addestramento offerti dalla Protezione Civile di Treviso. Si parte sempre però dal concetto di autotutela, come mettersi in sicurezza. Purtroppo la tragedia immane che è successa a Natisone, sul fiume Natisone, è sicuramente, io potrei dire anche un po' di incuria, diciamo di non sapere delle regole basi, non dico tante cose difficili, ma delle semplici regole che quando sale l'acqua ti porti i piani alti. C'è questa imprevedibilità notevolissima, però questo deve far capire a tutti quanti che è ancora più importante avere una coscienza dei limiti. Dobbiamo partire da un concetto che l'evento naturale è imprevedibile ed è molto più forte di quella che è la nostra capacità di prevedere. Sanità, parliamo di pertosse, casi in aumento, più 800% di ricoveri in tutta Europa. Ne abbiamo parlato con l'esperto che racconta al distretto di aver visto diversi bambini non vaccinati. Diciamo che l'adesione alle vaccinazioni è molto elevata, esiste qualche nicchia di persone che sono un po' scettiche rispetto alle vaccinazioni, questo non aiuta nel caso della circolazione della pertosse. E noi abbiamo avuto recentemente qualche caso proprio in bambini non vaccinati. È arrivata anche in Italia dopo l'allarme lanciato dall'ECDC nel 2023 che parlava di 60.000 casi di pertosse in tutta Europa. L'epidemia in atto sta colpendo principalmente neonati e lattanti non vaccinati, ha fatto registrare 3 decessi. I primi casi di contagio di pertosse di bambini non vaccinati, dunque gravi anche nella Marca. A parlare è Simone Zevrain, medico presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell'Urso 2 Marca Trevigiana. Un'epidemia che il Ministero sta cercando di tenere sotto controllo con la profilassi antibiotica prescritta automaticamente ai contatti stretti, quindi anche nelle classi dove si sia verificato un contagio. Protocollo già messo in atto dai pediatri a monte della diffusione dell'epidemia, l'allentamento alla vaccinazione. Diciamo che il fenomeno della mancata adesione alla vaccinazione in questo caso non è di aiuto. E il rischio soprattutto nel bambino, nel lattante è elevatissimo perché si rischia appunto delle crisi di apnea, si rischia di avere anche vomito e può essere una situazione che può essere anche fatale. Sintomi gravi nell'infanzia, mentre negli adulti la patologia è più sfumata ma il contagio difficile da diagnosticare. Per questo è consigliato anche per gli adulti il richiamo del vaccino. Per l'adulto esistono dei richiami di difterite, tetano, pertosse, è un vaccino che viene raccomandato di fare un refresh dell'immunità ogni circa 10 anni. La pertosse, appunto, essendo una malattia che viene trasmessa per via aerea, è molto diffusiva. E ricordiamo che il vaccino contro difterite, tetano, pertosse viene anche raccomandato alle donne incinte, quindi dalla 27esima alla 36esima settimana di gravidanza, in maniera da conferire già la trasmissione delle immunoglobuline, di anticorpi contro la pertosse al nascituro. 2 giugno, festa della Repubblica, andiamo con le immagini anche in Piazza dei Signori, con le parole di prefetto e sindaco Mario Conte che questa mattina ha citato Dante. Risuona l'inno nazionale in Piazza Vittoria che accompagna l'alzabandiera e il pubblico intona Fratelli d'Italia. Si aprono così le celebrazioni del 2 giugno a Treviso, l'omaggio con le corone deposte in memoria dei caduti di fronte allo schieramento di autorità civili e militari nel 78° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Sfila per il centro cittadino poi l'unità interforze accompagnata dalla banda musicale dai tanti cittadini fino ad arrivare in Piazza dei Signori. Il
L'impianto degli italiani accoglie e accompagna agli onori, ai gonfaloni e ai maggiori rappresentanti delle istituzioni e il personale dei Vigili del Fuoco nel dispiegamento del drappo tricolore da Palazzo dei 300. È la festa della Repubblica, il giorno in cui si ricorda quel 2 giugno 1946, quando cittadini e cittadine a suffragio universale scelsero con il referendum la nuova forma di Stato. Libertà, democrazia e pace, i temi ricorrenti nei discorsi istituzionali, in linea con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ricordo del sindaco Mario Conte e delle grandi donne che hanno fatto la Repubblica, da Tina Anselmi a Lorenza Carlassare. Conoscere le radici e i fondamenti culturali del popolo, la conoscenza appunto, quella che Dante, padre della nostra cultura e della Divina Commedia, con quel suo celebre seguir virtute e conoscenza, lanciava un appello a porre la conoscenza come vera ragione dell'esistenza umana. Cita Dante il sindaco dopo le polemiche sorte, ricordando che la conoscenza non esclude ma anzi riempie di significato i valori che la giornata del 2 giugno rappresenta. Ho voluto citare Dante Alighieri a tutela e a conoscenza della nostra storia, della nostra cultura, perché non venga in alcun modo esclusa o minata, ma sia invece parte integrante di un processo di conoscenza e di integrazione. Uguaglianza, unione e libertà, i valori ricordati, ma anche l'attualità con le guerre, le discriminazioni, la violenza e i femminicidi, 89 da inizio anno. Anche questa provincia è stata segnata da un gravissimo episodio con l'omicidio di una donna e non mancano le denunce di maltrattamenti, sono in aumento dopo gli ultimi casi efferati che si sono verificati nel nostro paese, in tutta Italia. È una strage, è un fenomeno che non accenna a diminuire e per il quale le istituzioni comunque sono sempre attente e in prima linea per contrastarlo. La testimonianza e le emozioni delle persone accorse in piazza per celebrare la festa della Repubblica. Ve le facciamo ascoltare. Il primo voto era una novità. Ero stato a dei comizi, c'era ancora Maretta fra i fascisti, i partigiani, però insomma è andata bene. Io in quel momento ho votato DC. Ascolti, oggi lei quanti anni ha? 92. E continua a sfilare? Sì, ancora per un po'. Ho incominciato, avevo 22 anni, per cui una lunga carriera alle spalle e speriamo che resista la possibilità di intervenire sempre con la nostra decisione. Ci tengo anche perché alla Repubblica ci chiedo, per cui benvengano queste manifestazioni con lo spirito sempre di andare verso la pace che attualmente è un po' in discussione. Io avevo 2 zii partigiani e hanno anche tenuto 2 prigionieri, un russo e un inglese, in casa nascosto fino alla fine della guerra. Qua ci sono state grosse battaglie e guerriglie per liberarsi e abbiamo avuto la Repubblica, grazie anche a loro. Siamo qui per ribadire la pace e basta la guerra. Si può arrivare alle stesse cose meglio senza rompere quello che è stato fatto in precedenza. Il 2 giugno significa anche tanta libertà, la libertà che siamo riusciti ad ottenere e che dobbiamo rispettare e onorare. Noi da giovani ci sentiamo molto onorati a riuscire a portare avanti questo paese e ad avere il diritto di votare. In questo 2 giugno gli studenti hanno alzato il tricolore, il che non è soltanto un simbolo, ma fa vedere come noi teniamo alla nostra Repubblica e come noi vogliamo continuare a costruire passo passo questa democrazia. Dopo la cerimonia a Palazzo dei 300, la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini residenti in provincia, 14 i premiati. Si
apre con il canto del tenore Grollo la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana ai cittadini e alle cittadine residenti in provincia, concesse dal presidente Sergio Mattarella. 14 i premiati dal prefetto Angelo Sidoti, insigniti della carica di Cavalieri della Repubblica per il loro impegno lavorativo e sociale, lo sguardo e l'attenzione all'altro davanti ai massimi rappresentanti istituzionali, dal sindaco Mario Conte alle forze dell'ordine fino alla questora Manuela De Bernardin. Valerio Angelo Petrarolo, Antonio Ortolan, Luca Pinzi, Gabriella Nogarotto, Fabrizio Bergamo, Fabio Guerra, Alessandro Sasso, Lorenzo Bazzo, Vittorino Spessotto, Piercarlo Pederiva, Alessio Lillo. Tra loro anche Martina Filippini, Franco Guerra e Reginaldo Scomparin. È un riconoscimento davvero sentito e importante e ringrazio chi ha voluto che lo ricevessi. Io sostengo la Fondazione Oltre il Labirinto, quindi tutto ciò che riguarda autismo e disabilità, e unito a questo anche altri progetti legati ovviamente all'inclusione. Dal sociale agli interventi in emergenza durante le alluvioni, sempre più frequenti nel nostro territorio, sempre più fragile. Il clima, come è evidente, che si sta cambiando, no? Quindi ci sono eventi sempre più estremi. Quando ci sono eventi di un certo tipo alluvionali c'è tutta una procedura con comune, prefettura per evacuare le persone dentro in collina. Premiato anche a 87 anni Reginaldo Scomparin, a lungo consigliere della sezione provinciale Carabinieri in congedo di Carbonera, che ha dedicato la sua vita in favore delle persone bisognose anche durante il periodo del Covid. Tanto volontariato anche per i ciechi, i non vedenti. Vogliamo lanciare un messaggio? Sì, che sono un po' emozionato e pertanto consiglio a chi ha voglia di fare qualcosa per il prossimo che si tenga presente che c'è tanto bisogno. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Il TG di Treviso, ancora buonasera, siamo a Castelfranco per raccontarvi dell'ennesimo atto di vandalismo ai danni del parco inclusivo Due Mulini, parco giochi da anni oggetto di scempi e danneggiamento alle strutture dei bambini. Alcuni vandali, così chiamati, o ragazzi, non lo so, hanno distrutto le giostrine, hanno distrutto un po' il parco. Il pallone della giostrina rotto, le sedie danneggiate e la vasca delle palline colorate sfondata dopo che i ragazzi dell'Ipsia Galilei si erano resi disponibili per la manutenzione dei giochi. È l'ennesimo caso di vandalismi al Due Mulini di Castelfranco, il parco giochi inclusivo che da anni è oggetto di scempi e danneggiamenti alle strutture. Questa volta i danni sono stati più pesanti, fuori uso 2 giostre, fiore all'occhiello del parco perché utilizzabili anche dalle persone con disabilità. È la quarta volta che succede e questa volta ci siamo mossi anche noi, perché non solo l'associazione Due Mulini, che è oggetto continuo di questi vandalismi, ma ci siamo mossi anche noi. Abbiamo scritto una lettera al sindaco e anche al vice sindaco che ha anche la responsabilità verso le associazioni, proprio per sollecitare un loro intervento. Amareggiati e stanchi, i volontari che si occupano della struttura hanno espresso la richiesta anche di coinvolgere i ragazzi delle scuole per sensibilizzare sul tema dell'inclusione in opposizione agli atti di vandalismo. Unico modo per cercare di limitare il fenomeno: maggior sorveglianza, più telecamere e, se necessario, più agenti di polizia nella zona per tentare di dissuadere chi decide puntualmente di commettere questi scempi. C'è un tema sul sistema della videosorveglianza sul quale stiamo ragionando, ma non è così semplice, in quanto il nostro sistema di sorveglianza viaggia su fibra propria e fa bisogno di una sua riqualificazione generale. Avendo oltre 100 telecamere a Castelfranco Veneto c'è bisogno di rifare i server e stiamo lavorando. Potenzieremo i servizi di sorveglianza. Ricordo a questi ragazzi che questi atti di vandalismo non sono buoni esempi e che comunque possono essere perseguiti civilmente e penalmente, quindi esorto a un senso di responsabilità. Uno dei riflessi economici del clima piovoso degli ultimi mesi riguarda evidentemente l'agricoltura. Se da una parte il comparto orticolo fatica a decollare, dall'altro la bassa produzione frutticola ha fatto schizzare i prezzi al dettaglio, come per le ciliegie.
quest'anno è un anno particolare, veramente particolare, è un po' un problema sia per quanto riguarda il professionale sia per anche i piccoli ortolani che non hanno avuto diciamo il momento ideale per poter fare il loro trapianto degli ortaggi sia a fine marzo sia aprile che anche a maggio, e tuttora non si sa ancora come andrà il tempo. La pioggia costante di questi ultimi mesi rischia di pesare davvero tanto sui nostri portafogli e il primo segnale arriva proprio dai vivai, con le serre ancora piene di piantine che normalmente sarebbero già state trapiantate dagli orticoltori, ma anche da tanti appassionati della verdura di casa. Quindi avremo un problema per quanto riguarda la produzione orticola? Perlomeno nelle nostre zone sì. Che guardando in prospettiva significa meno prodotto locale sui banchi, sulle bancarelle dei mercati, ma anche sugli scaffali dei supermercati occupati da prodotti, se va bene, da altre regioni, per non dire importati da altri stati, con l'inevitabile aumento dei prezzi che soprattutto nel caso della frutta già ha raggiunto punte davvero preoccupanti, come per le ciliegie arrivate anche a 20 euro al chilo, a fronte di un prezzo medio negli scorsi anni mai sopra i 10, anche se primizie. Tante piogge hanno sicuramente danneggiato il prodotto, ma soprattutto in fase della fioritura, della legagione, sbalzi di temperature importanti e le piogge hanno fatto cadere molta frutta. È il fenomeno del cracking, ovvero ciliegie che assorbendo molta acqua alla fine si spaccano, ma anche sotto il profilo della qualità troppa pioggia ha fortemente alterato il gusto della frutta, ma non i prezzi, decisamente superiori alla media degli ultimi anni, anche se il produttore sottolinea. Lì ci sarebbe da fare una seria riflessione su tutta la filiera che porta a quei prezzi. Sicuramente il produttore non li vede mai quei prezzi lì. Noi abbiamo fatto una scelta di andare verso il cliente finale e non ci lamentiamo, ma sicuramente non a quei prezzi, altrimenti faticherei a vederli i clienti. Ecco che per cercare di non alleggerire troppo il portafoglio, i consumatori cercano sempre più la filiera corta, arrivando anche all'autoraccolta, mentre i produttori, a fronte del clima sempre più imprevedibile, inevitabilmente dovranno ripensare tecnologicamente i propri frutteti con irrigazione a goccia per la siccità o tele antipioggia, ma anche altri strumenti come queste reti antinsetto per evitare i costi e le inevitabili conseguenze ambientali dei trattamenti. In queste annate qui di pioggia e di attacco di insetti importante, sì, è indispensabile direi. Dal 14 al 16 giugno Bibbione ospiterà la Triveneta degli Alpini quest'anno, evento che chiaramente seguiremo anche noi con le nostre telecamere, le nostre dirette. Per questo le nostre telecamere erano con le penne nere che hanno già iniziato a fare le prime ricognizioni. Mattinata di ricognizione per gli alpini a Bibbione, penne nere tra vie e piazze della città balneare per definire luoghi e logistica della Donata Triveneta che come consuetudine si tiene a metà anno. L'appuntamento è tra il 14 e il 16 giugno, partendo dalle vette più alte per arrivare al mare. Abbiamo pensato di dare un prologo importante a questo raduno, facendo una discesa del tagliamento a piedi per fare omaggio a questo fiume sul quale sono state scritte delle pagine di storia della Prima Guerra Mondiale. Si parte venerdì alle 7 dal Passo della Mauria, a confine tra Veneto e Friuli, alle sorgenti del Tagliamento, e con una serie di staffette in collaborazione con le sezioni del Cadore, Carnica, Gemona, Udine, Pordenone e Venezia, la marcia del ricordo toccherà una serie di commemorazioni. Tolmezzo, Gemona, Spilimbergo, San Vito al Tagliamento, La Tisana, fino ad arrivare sabato a San Michele al Tagliamento, dove la staffetta si sdoppierà per ricongiungersi sul ponte di Bevazzana, dove un'imbarcazione porterà un cuscino di fiori in ricordo dei caduti di tutte le guerre. Poi gli alpini arriveranno a Bibbione. Che si incontreranno qui il sabato pomeriggio alle ore 17:30 in piazzale Zenit. L'abbiamo studiata in maniera tale da essere puntuali, perché alle 18:30 qui ci sarà il primo avvenimento ufficiale, che è l'apertura del nostro raduno, che è l'alzabandiera con il saluto del sindaco e le allocuzioni. Il clou sarà domenica con la sfilata del terzo raggruppamento, quando a Bibbione arriveranno le penne nere del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre alle sezioni ospiti dall'Italia e le rappresentanze da tutto il mondo. Un raduno che come sempre vi racconteremo tutti i giorni con servizi e dirette, perché Antenna 3 è la televisione degli alpini. Lo sport con il Nordic Walking, una pratica sempre più in voga e apprezzata in provincia di Treviso. A Cazenobio è terminato il corso per 12 nuovi istruttori provenienti da diverse regioni.
Niente tapirulano o attrezzi speciali, solo delle racchette da camminata e spazi verdi. Il Nordic Walking è una pratica sempre più praticata e apprezzata per allenare tutta la muscolatura del corpo e scaricare tensioni e stress. È un risveglio totale dello schema primario del cammino, un risveglio del piede e delle sue funzionalità, ma soprattutto una messa in moto della parte superiore del corpo, un'attivazione muscolare che dà modo al cuore e alle braccia di lavorare un po' di più e quindi è allenante. A Cazenobbio è terminato il corso per i tecnici di primo livello sotto la direzione di Daniela Bortolin. Diplomati 12 nuovi istruttori provenienti da Treviso, Milano, Trieste, Padova, Mantova e Cremona. Il corso si è sviluppato in 2 moduli di 2 giorni ciascuno che ha previsto una prova scritta e una pratica. Quello che insegnano gli istruttori è una tecnica. Per avere dei benefici, qualunque sia lo sport, è importante che lo sport venga eseguito con una tecnica che permetta di sfruttare tutta la parte muscolare. Una pratica che fa bene al cuore e aiuta a ridurre lo stress anche grazie al contatto stretto con la natura. È consigliato a chi sente di voler in qualche modo ricominciare a lavorare con il proprio fisico, è consigliato anche a chi magari è da solo, non gli piace stare in un luogo chiuso e quindi sceglie la natura. Siamo a Monastier ora con la nuova edizione del Tucogio, il festival dei giochi artigianali. Il gioco serve per abbattere qualsiasi muro, qualsiasi frontiera tra paesi. Infatti i giochi che noi proponiamo saranno abbinati a dei paesi diversi del mondo. Il disegno al Giappone, il percorso con i sacchi all'Egitto. È Gioco senza frontiere il tema centrale della 15ª edizione di Tucogio, il festival dei giochi inventati. 1 a 2 giorni in cui Monastier si veste di colori diventa un giro dell'oca a misura di bambino. Alzi la mano chi non è mai stato al Tucogio. Bene, allora spieghiamo. Qui si gioca e ci si diverte. Una manifestazione così necessita di un gran lavoro di molto tempo. È quasi un anno che ci lavoriamo, ma la grande forza di questa manifestazione sono i volontari, che sono più di 300, che non mettono solo il loro tempo ma anche il loro entusiasmo, la loro fantasia, la loro creatività nel creare non solo posti di gioco ma anche attrazioni vere e proprie. Dai giochi dedicati ai più piccoli alle canoe, tante le attività che hanno coinvolto grandi e piccoli, in migliaia arrivati anche da fuori regione per non perdersi l'avventura di un gioco senza frontiere. Grazie a tutti! A Bibione da ieri sera qui le 2 date del preconcerto di Vasco Rossi, sono arrivati in 20.000, questa sera sono attesi 25.000, ma pochi sanno che 40 anni fa debuttò Vasco Rossi proprio qui a Treviso al Palaverde. Allora nel consueto servizio della rubrica La vostra storia vi riproponiamo il servizio andato in onda su Antenna 3. Vasco, in 7.000 al Palaverde per sentire un cantautore che non si può più definire l'idolo del momento. Ormai Vasco Rossi, più vicino agli Anta che ai 30, è uno dei cantautori italiani più affermati. Sarà per quella vita spericolata che ha cantato a un festival di Sanremo, facendo inorridire uno scrittore veneziano che ha avuto l'involontario merito di farlo conoscere al grande pubblico. Sarà perché diceva quello che i giovani volevano sentirsi dire. Fatto sta che Vasco è oggi, forse dopo il Paolo Mondial, il Rossi più conosciuto d'Italia. Un concerto alla grande, ma contemporaneamente misurato a pennello sulla sua taglia. La Steve Rogers Band, sua creatura, ad accompagnarlo nelle canzoni e nelle piccole follie che hanno reso ancora più gustose queste 3 ore di musica. Vasco Rossi ha cantato tutto il suo ultimo album, aprendo il concerto con Come una favola, poi con Brava Giulia, canzone dedicata ad una donna che non delega ad altri la propria vita. Altra canzone molto gustosa, Blasco Rossi, dedicata a certi ben pensanti che, quando Vasco diventò un big, cercavano di far desistere i propri figli dall'ascoltare quello che diceva. Con gli anni anche Vasco Rossi è però maturato, lo dimostra il fatto che, ascoltando il suo ultimo disco, C'è chi dice no, alle volte pare di sentire, per la qualità degli arrangiamenti, delle canzoni di Lucio Battisti, più che di quello che ci aveva abituato alle bollicine o a canzoni d'amore come Una canzone per te, semplici ma dolcissime. Ma dal vivo Vasco ha dimostrato di essere sempre lui, un po' matto e giovanissimo a scapito della carta d'identità, con un pizzico di nostalgia quando dopo tanti bis ha cantato Alba Chiara, ed era Notte Fonda. Allora noi
Noi con queste immagini e queste note ci fermiamo, grazie ancora per averci seguito, una buona serata in compagnia di Antenna 3, arrivederci.